Amici di Bella Sicilia, tanta emozione, un cuore ricco di amore verso tale tradizione, verso la festa dei tre santi Alfio, Filadelfio e Cirino. Oggi, dopo 2 anni di stop, ritorna questo grande momento di fede, caratterizzato dalla bellezza di questo luogo, dal Monte Vecchio di San Fratello e da tutte le persone che stanno vivendo degli attimi davvero speciali, davvero indimenticabili. Cosa rappresenta questa festa per voi? Per noi è simbolo di identità culturale, religiosa, ci identifichiamo nei santi Alfio, Filadelfio e Cirino. È un giorno che attendevamo da 3 anni, quindi l'attesa era sicuramente maggiore rispetto a prima. Siamo felici della bella giornata, ringraziando il cielo non piove, quindi speriamo che continui ancora così fino alla fine. Grazie, una grande indimenticabile giornata. Cosa si prova in questo luogo? Io ce l'ho sempre chiamato paradiso, anche perché sin da piccolino vengo qui e mi rilasso, poi lo chiamo il pellegrinaggio, perché è proprio un vero pellegrinaggio in cui unisce tutto un popolo, quindi è un qualcosa di unico più che altro. Grazie, e restate con noi perché faremo una bellissima passeggiata, testimoniando i momenti dal vivo, live, momenti che stiamo vivendo per tutti gli amici di Bella Sicilia qui, da San Fratello, dal Monte Vecchio, in occasione della festa dei Tre Santi, 10 maggio 2022. Sindaco, che momento è questo, Sindaco? Un momento bellissimo, un momento di rinascita, un momento di ricrescita, di riscatto per tutta San Fratello, per chi ha veramente voglia di uscire da questa pandemia, e rappresenta per noi un momento veramente di convivialità e di rinascita in tutto e per tutto. Vediamo tanta gente che ha voglia di stare insieme in nome e per conto dei nostri santi, che ci uniscono e ci rafforzano sempre nella fede e nello stare insieme, per cui veramente un momento molto emozionante, molto bello, per cui veramente ringraziamo i nostri santi anche per questa bellissima partecipazione, non soltanto di gente di San Fratello, ma di persone che vengono da tutto l'Interland, non soltanto per la partecipazione a cavallo, ma perché sentimenti di fede li tengono vicini e li tengono veramente, ci avvicinano e ci rinforzano veramente. È un momento veramente importante, io penso che da qui si riparte, da qui bisogna ricominciare, e quindi speriamo che questo possa segnare la fine di una pandemia e speriamo che segni anche la fine di una guerra, che i nostri santi possano intervenire anche in questi momenti di grande prova che il mondo intero è sottoposto. Grazie Sindaco, tra poco tornerò per un'altra intervista, grazie. E noi continuiamo a regalarvi questi momenti. Adesso saliremo là sopra, ammireremo il panorama mozzafiato che è possibile ammirare da qui, ascolteremo tante interviste spontanee dalle persone che incontreremo, quindi continuate a seguirci. Salve, voi da dove venite? San Fratello. Cosa ne pensate di questo momento, di questa festa del 10 maggio? Una bellissima una bellissima tradizione. Una bellissima festa che si rinnova ogni anno per tanti anni, secoli. Abbiamo sentito la mancanza che in questi anni di Covid non si è svolta questa manifestazione. Grazie. Una bella giornata, diciamo, sono i cavalli, ci sono tanta gente pure. Un po' di divertimento ci vuole. Ce l'abbiamo nel sangue. Dopo questi anni che è stata assente questa festa, ne abbiamo risentito e oggi ci siamo divertiti tutti, è stata una bella giornata, è stato un piacere divertirsi con gli amici e in questa passione, diciamo, che ci unisce con i cavalli, e per noi è stato un piacere. La salita in corsa al Monte Vecchio com'è stata? Bella, è sempre un'emozione, poi lo facciamo per il voto che abbiamo per i santi
e quindi per noi è sempre un'emozione. Diciamo che ci è mancata molto in questi anni e siamo rimasti soddisfatti. Quest'anno abbiamo recuperato. Viva i Tre Santi! Viva! Grazie. E degli scatti non possono che testimoniare momenti eterni, momenti che rimangono nel cuore della gente, ma momenti testimoniati anche dai nostri video. E cosa ne pensate di questo importante evento qui a San Fratello? Lasciatelo scritto nei commenti mentre noi continuiamo questa passeggiata alla scoperta delle opinioni, dei pensieri, di quello che comunicano gli occhi, le parole e il cuore della gente presente qui oggi. Ci sono dei momenti davvero speciali, incontriamo Antonio Latteri, ci parli un po' di questa giornata? È una giornata fantastica che mancava tanto nel panorama sanfratellano, perché comunque noi che siamo legatissimi al mondo del cavallo e soprattutto per la festa del patrono, perché ricordiamoci che San Fratello in realtà si chiama San Filadelfo, perché il nome gallo-italico è San Frareu, che tradotto è San Filadelfo. Quindi i Tre Santi, tutta una storia spettacolare. Questa tradizione recente di salire qui sul monte a cavallo, che è nata negli anni 50 e che oggi rappresenta la vera punta di diamante, per cui è un'emozione grande per noi di qua, ma sicuramente anche per tutti gli appassionati di fuori che erano abituati a seguirci in questa giornata. Abbiamo visto delle immagini davvero emozionanti, ascoltato dei pareri che toccano il cuore, delle idee, delle opinioni, delle sensazioni. Ma chi erano i Tre Santi? Allora, i Tre Santi sicuramente erano tre giovani che si sono fatti portatori dei valori cristiani, tanto da rischiare la loro vita pur di mantenere veritiero questo pensiero, questo principio che avevano. È una storia particolare, furono martirizzati a Lentini e da Lentini poi portati a Trecastagni. In seguito a quella che era un po', diciamo, l'accanimento nei confronti dei cristiani, le ossa sono state portate da Tecla qui su questo monte, che era sede di una delle città greche citate nelle Verrine di Cicerone, Apollonia. Esattamente qui c'erano dei resti fino all'800, al 700 che erano meravigliosi, e proprio in un ipogeo all'interno di quella che probabilmente all'epoca era una costruzione greca, un tempio greco, all'interno di un ipogeo, come stavo dicendo, erano state riposte queste ossa. Se non che all'arrivo dei Normanni nel XII secolo sono state ritrovate. C'era una pergamena scritta in greco, loro di rito latino non sapevano interpretare, per cui si appoggiarono al monastero basiliano di Fragalà, dove riuscirono a capire che si trattava delle ossa dei Tre Santi. Quindi fu una festa immensa e grazie a questo si decise poi di spostare l'abitato 1000 passi più a sud, a ridosso della rocca. Possiamo vedere, guardate. Esatto, dove c'era quella rocca lì c'era qualche piccola costruzione, e da lì nacque la moderna San Fratello, chiamandola San Filadelfo, che è il nome appunto greco. Per cui questo è veramente il punto di nascita della nostra storia, e ritornare qui significa rimanere strettamente legati alla nostra tradizione. Grazie, ringraziamo Antonio Latteri per questo contributo importante. Ci vediamo presto, perché noi continuiamo a testimoniare sempre questo grande giorno. Un bacione, ciao amici. Buongiorno. Buongiorno. Ci parli di questo bellissimo cavallo? È un cavallo indigeno. Siccome ha avuto pure un po' di... non è stato tanto bene, la cavalla è un pochino giù. Cosa rappresentano i Tre Santi per lei? Rappresentano i Tre Santi una festa che si è fatta sempre, e non l'abbiamo potuto fare 2 anni perché c'era questa disgrazia del Covid. Adesso speriamo che tuttora si riprende, e facciamo queste feste che sono feste di tanti anni fa. Grazie. Prego. Come diceva, feste di tanti anni fa, feste antiche che devono essere tutelate, salvaguardate, e noi le proiettiamo al futuro, alle prossime generazioni, con l'auspicio che vengano sempre più tutelate e scoperte.
Guardate, una giornata speciale fatta anche da buonissima enogastronomia. La gente ne approfitta per mangiare un panino, bere una buona bevanda, un bel bicchiere di vino ed una passeggiata a cavallo. Regalare come la ciliegina sulla torta alle emozioni vissute oggi. Via, via, via.